Tra le eccellenze del Polesine, qualcosa di sconosciuto che sono le ville venete in Polesine. Vedremo la villa Badoera di Fratta, vedremo la villa Morosini di Polesella, ma adesso qua siamo nella villa più fascinosa, secondo me, del Basso Polesine, forse l'unica abitata, o sbaglio? Abitata, Sì, sì. Villa Cazzen, e sono qua con la gentile ospite Adelaide Avanzo. Mi dice un po' di storia di questa villa qua, che c'ha un fascino particolare, ma c'è anche una storia particolare. Sì, allora questa villa è stata costruita nel 1700 dagli Zen ed è per quello che si chiama Kazen. E gli Zen erano una famiglia di patrizi veneti o veneziani che qui in Polesine avevano le loro terre, diciamo, di lavoro. Ed è per quello che Kazen ha la caratteristica che tu puoi vedere, che è quella di una villa veneta minore, cioè è enorme perché è costituita da barchesse, villa padronale, chiesetta, scuderie e quant'altro, però non è affrescata ma ha queste caratteristiche di travi e questi pavimenti molto simpatici che si chiamano la graniglia, che sono i parenti del terrazzo veneziano. E passò poi ai Marchesi Guiccioli, che erano un'altra importantissima famiglia veneziana e loro erano dei grandissimi proprietari terrieri. Infatti Cazzen aveva terra che andava praticamente fino a Rimini. E il famoso aneddoto romantico, famoso a noi, poi non so nel resto del mondo, è la storia d'amore che ci fu tra Teresa Gamba, che sposò in giovanissima età Alessandro Guiccioli, e che si innamorò poi di Lord Byron. Comunque allora era immersa, diciamo, nelle nebbie del Polesine e cerca di occuparti dell'azienda, di vestirti in maniera non troppo vistosa, di occuparti del personale e soprattutto di non vedere nessuno. E infatti Lord Byron veniva a trovarla appunto segretamente qui, e qui avrebbe scritto una poesia bellissima che si chiama Ode al Po e che inizia proprio dicendo: fiume che scorri presso le antiche mura dove dimora la donna del mio cuore, eccetera. E poi la villa e la proprietà passò ai miei bisnonni, che furono bonificatori, diciamo, di queste zone, e quindi è rimasta nella mia famiglia. Per cui noi abbiamo raccolto la sfida, cioè abbiamo dovuto raccogliere la sfida di renderla, diciamo, attuale, e per rendere attuale delle case, una casa di queste dimensioni al giorno d'oggi, proprio per questo l'abbiamo aperta al turismo, per cui ne abbiamo ristrutturato un pezzetto alla volta e adesso abbiamo 13 camere doppie, poi una sala eventi e piano piano speriamo Di di ampliare. incrementare sempre di E so che la vostra clientela non è prettamente italiana, anzi è molto internazionale. E l'impressione che ha un turista internazionale, io so che c'erano poco tempo fa dei russi, dei canadesi, chi meglio di voi che ha il termometro con un turista che non conosce queste zone, cosa trova di qua secondo te? Guarda, la cosa stupenda è che anche gli italiani, perché abbiamo anche molti italiani, soprattutto che vengono dalle grandi città, trovano questa terra meravigliosa. Escono nelle zone più belle del delta, in barca, in bici, in canoa, a piedi, col canocchiale, eccetera, e tornano come se avessero fatto dei safari. Sono felicissimi e soprattutto stupefatti. Il Polesine, Eh. come si misura con le altre realtà venete che sono importantissime, il Lago di Garda, le montagne, la zona di Jesola, eccetera. Siamo i Eh, parenti poveri o stiamo Allora, crescendo? secondo me da un punto di vista paesaggistico siamo parenti non ricchissimi, nel senso che siamo un giardino tra le città d'arte, perché poi arrivo agli stranieri di cui tu mi domandavi, cioè lì l'americano che viene qui, si piazza qui e vive in santa pace, però è un'ora dalle città d'arte più famose del mondo, cioè coglie la ricchezza di un posto di La questo straordinarietà genere, del perché me posto. lo dicono sempre, dicono ma noi qui siamo in mezzo al verde in un posto stupendo, però ci mettiamo un attimo ad andare a Venezia, a Ravenna, eccetera.
Per cui io non mi considero assolutamente tra i parenti poveri, ritengo che abbiamo delle potenzialità enormi e sono stufa di parlare di potenzialità in Italia perché è il solito discorso del fatto che bisognerebbe fare più squadra, il solito discorso, ma non ritengo che sia più necessario bloccarsi di fronte al fatto che gli italiani non sanno fare squadra. Il polesano, io sono polesano, tende un pochino a fare un passo indietro, Sì. cioè molto spesso ha paura o di esporsi, è sempre di basso profilo. Sì, troppo. Eh, Ed è anche vero che moltissimi ospiti che vengono qui non fanno che ripetermi, ma perché continuiamo tutti a pensare alla Camargue? Questo qui è un posto meraviglioso, per cui è vero che è il polesano il primo a dover credere, diciamo, in questa terra, e siccome una delle caratteristiche più belle degli italiani è quelle che alla fine si reinventano sempre e ce la fanno, mi riaggancio a questo aneddoto di cui tu mi chiedevi, dove appunto questa mia carissima amica svedese che ha studiato per anni al Karolinska, che è un istituto mondialmente famoso e da cui escono i premi Nobel, dice sempre che una delle caratteristiche stupende degli italiani è che non si arrendono mai e trovano sempre la soluzione. E lei mi diceva sempre che quando il suo professore le chiedeva, non so, allo scienziato svedese, a quello inglese e a quello italiano, trovate la soluzione, l'inglese dice non si può fare e fa un passo indietro, lo svedese abbassa la testa, l'italiano dice cosa non si può fare, non è niente vero, e il giorno dopo con la soluzione lui arriva, per cui di credere nelle cose e di volerle poi portare avanti. La cosa bella di questa villa è il suo fascino e il fatto forse di essere ancora immersa nel verde, circondata dal niente, mentre molte altre ville molto più importanti di queste forse vivono più sacrificate perché a ridosso di strade o di vie, diciamo, trafficate. Qua no, qua questo non succede, abbiamo il fiume e poi abbiamo i campi.